Ricercato da oltre 3 mesi, gli investigatori del reparto operativo del Comando Provinciale di Agrigento sono riusciti a localizzarlo a 45 km da Bruxelles. A segnalare la sua posizione all'autorità di polizia belghe. È arrivato ieri dopo l'arresto degli giorni scorsi avvenuto in Belgio all'aeroporto di Roma Fiumicino Daniele Fragapane. Ad attenderlo ha trovato proprio i carabinieri del reparto operativo di Agrigento che gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa a suo carico nell'ambito dell'operazione Montagna. Era il 22 gennaio scorso quando durante un importante blitz antimafia ordinato dalla DDA di Palermo vennero arrestate 58 persone. Daniele Fragapane in quell'occasione non fu però rintracciato perché era già all'estero. Il 22enne veniva dunque ricercato poiché destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso e tentata estorsione. Sarebbe, secondo la ricostruzione dei carabinieri della DDA di Palermo, un appartenente alla famiglia di Sant'Elisabetta con il ruolo di consigliere di Francesco Fragapane, ritenuto invece capo del neocostituito Mandamento della Montagna. L'incessante attività di ricerca dei carabinieri ha permesso di ricostruire tutti i suoi contatti e gli ultimi spostamenti. Dalla Sicilia i carabinieri del reparto operativo sono riusciti a localizzare il giovane in Belgio, in un piccolo paese di circa 7.000 abitanti, dove Daniele Fragapane era riuscito a ben inserirsi facendo il dirigente di una squadra di calcio e conducendo una vita normale.